forse voi non sapete, perché i fan, e voi lo sapete, sono molto più ferrati di noi in materia. Noi sappiamo qualcosa, ma voi sapete molto di più. Quindi vi posso dire che questa persona, questo personaggio, anzi, è il testimonial dell'Avis nazionale, quindi tanto di cappello per questa ragazza. Testimonial per la campagna di sensibilizzazione appunto per la donazione di sangue. Lo slogan, attenzione che leggo, non c'è altra via d'uscita, sai di essere importante, vai, è presa dal testo di una sua canzone. Avete capito chi è? Allora ve lo presentiamo. Okay. Sul palco di Studio Delta Live, Luca Napolitano. Stai di là, tanto non mi perdo niente, basta la pubblicità. Dormi, dormi che non sei nulla alla solità. Questa favola di noi è nata storta e si è sciolta. Scusa la sincerità, non è proprio nel mio stile zuccherare verità, ma andai a dire una foglia cade giù come tutta la mia vita. La mia foto insieme a voi dove è finita, sparita. Forse, forse non l'ho mai scartato. Forse, forse non c'è stata, mai non c'è stata. Forse, forse io l'ho stracciata. Forse, forse, forse le mie scarpe dove sono? Qui non è più casa mia, mi sento anche il divano, vado via. Tu rimani con te, può dirmi qualche cosa che non sia solo la lista della spesa. Una foglia cade giù come tutta la mia vita. La mia foto insieme a te dove è finita, sparita. Come forse, forse non l'ho mai scartata. Forse, forse non c'è stata, mai non c'è stata. Forse, forse si era rotta io non l'ho incollata. Forse, forse, forse. Una foglia cade giù come tutta la mia vita. La mia foto insieme a te dove è finita? L'anna malefica. Dove è finita? Ci sarà? Non l'ho mai scattata. Forse, forse non c'è stata, mai non c'è stata. Forse, forse semplicemente l'ho perduta. Forse, forse non c'è la stracciata perduta. Non c'è la stracciata perduta. Con le mani fino a 3. Ma va te ne va? Guardami in piccola, tutto si sistemerà. Che cosa vuoi che sia? È solo un'altra malattia curabile, credimi in piccola. Ma qualcosa dentro me non
Napolitano! Ecco qua. Salve. Ciao Luca, benvenuto sul nostro palco. Grazie mille. E felici perché non so se hai sentito. Siamo anche noi, stessi capelli. Sì. L'anno scorso ti abbiamo fortemente voluto, poi tu eri sul finire insomma del tuo album. Grazie mille. Quest'anno ce l'abbiamo Il fatto. fortemente voluto non mi porta fortuna, quindi grazie mille. Anche il prossimo anno. Grazie mille. Un applauso.